Budino Baggio per Roblox e benvenuti al Palafranchetti per l'ultima giornata di C1 Regione Veneto. 2 soli punti di vantaggio sul Vigo Real per gli ospiti di Bottini che devono vincere per evitare di essere sorpassati. E allora buon futsal con Mestre Fenice, Pupi. Marotta, il duello, arriva anche Bellu, ancora Marotta ad insistere, poi perde il possesso proprio il numero 9 del Mestre Fenice, tocca il centro dove arriva Franzoi, una finta! Il tocco, la deviazione. No, il capitano del Mestre Fenice oggi con la maglia numero 10. Subito tocco corto per Bellu. Bellu sul secondo palo. Addosso. Baldresca si sistema di fianco all'uomo in barriera con i due uomini alle spalle su entrambi i pali. Buon anno. Buon anno la deviazione dell'uomo in barriera. Franceschini scende Franzoi. Franceschini va a puntare, si accentra. Prova la conclusione dalla lunga distanza con i pugni Rodaro. Volta Baldresca si posiziona a metà tra gli uomini sul palo e quello in barriera. Poi esce. Buon anno. Buon anno con il destro. La prima non va, la seconda è buona. Il gol del vantaggio Pupi. Ci pensa il numero 13, Francesco Buonanno. Al momento il Pupi sarebbe salvo, ma manca ancora una vita. Nel frattempo usa il tocco corto. Arriva Pettenò. Palla vicina all'incrocio. Guariento. Palla in mano. Poi scattano due uomini del Mestre Fenice. Palla però arretrata per il destro di Pettenò. Che beffa così Rodaro. Arriva probabilmente in ritardo il portiere del Pupi. E allora 1-1 al Palafranchetti. Ci pensa Filippo Pettenò. Pettenò a sinistra da Filippo Guariento, dove arriva la pressione di un giocatore del Pupi. Pettenò va via in scioltezza. Pettenò palla al centro. Mauro Palma non trova la coordinazione. Buon anno accanto a lui Marotta. Buonanno va a puntare, accelera, ottima l'iniziativa del 13 che trova il centro, Buxa addosso a Franzoi. C'è il capitano Luca Zandegiacomo, anche Buxa però la vuole, va incontro, riceve proprio il numero 11 verso la porta, Baldresca scende, legge questo pallone da un giocatore del Mestre Fenice, poi si gira alla fine Buxa e va a puntare, prova il numero 11 che incrocia il palo di Buxa. Baldresca costretto ad andare lungo, lo fa bene da un compagno che però non controlla al meglio, allora Dalla Valle insiste, una finta, Dalla Valle superiorità, adesso Buonanno da terra Baldresca con il piede. Dalla Valle, ancora palla fuori da calcio d'angolo per il Pupi, questa volta è Buonanno che poi con una finta salta il diretto avversario, cerca il secondo palo, lanciato il Pupi, può ripartire il Mestre Fenice con Filippo Guariento che sterza, poi a sinistra trova Pettenò, il controllo di Pettenò, di nuovo al centro da Filippo Guariento che apre troppo. Marotta a resistere in mezzo alla pressione di tre maglie oro, alla fine è bello portare via questo pallone, Dalla Valle insiste, allora il numero 10 ci prova da lontano, si tuffa Dalla Valle. Arriva Palma, Dalla Valle cerca di andare via sulla sinistra, poi si accentra ma perde il duello, non c'è fallo, allora Franzoi col mancino, la deviazione e palla che si insacca alle spalle di Rodaro, vantaggio Mestre Fenice. Palla del pivot in maglia 9 del Pupi che vede l'inserimento ad alta velocità di Buonanno, addosso Stefanuto, palla rimessa al centro, il sinistro sotto la traversa del numero 9 Alvise Zagoli, pareggia i conti il Pupi. Buxa cerca il tunnel su Palma che però non si lascia superare, al centro c'è Franzoi, servito il numero 10 Rodaro, in uscita addosso al petto di Rodaro Franzoi che poi gioca subito per Puleo, esce la difesa, Dalla Valle prolunga per Buxa, vince il rimpallo, Buxa allora va sulla parallela per Dalla Valle dal fondo, rimette al centro proprio per Buxa, la testa di Stefanuto. Fa vedere Masotto, palla verticale a cercare Marotta, Pettenò con l'aiuto di Franzoi fa ripartire sulla sinistra, allora Franceschini che accelera su Buxa, lo lascia sul posto, Franceschini! Il gol del numero 7, Riccardo Franceschini, va in vantaggio il Mestre Fenice. 13 minuti scarsi da giocare con Guariento, controlla il numero 6, si sta Cusai, Guariento si accentra e poi incrocia. Buonanno fa vedere Zagoli, Buonanno se la allunga troppo, allora una mischia, poi Bello alla fine porta via il pallone, Bellu di fronte a Rodaro che ci mette la manona, in avanti gli uomini di Mister Bottini, allora Stefanuto fa ripartire subito l'azione da Bergamo sulla sinistra, cerca di raggiungere Dalla Valle, palla al centro, Rodaro prolunga, Puleo si fa murare così. Zagoli vuole l'1-2 che non si chiude, giocatore a terra del Pupi, riparte il Mestre Fenice, non c'è fallo con Franceschini sulla destra, Franceschini! Un gol straordinario di Riccardo Franceschini, doppietta del numero 7, 4-2 Mestre Fenice, gli applausi del Palafranchetti per un gol da card. Rodaro alza la testa, va lungo a cercare la fisicità del numero 10 con il tacco, Dalla Valle per il mancino di Buxa, l'uscita di Franceschini illumina con questa palla filtrante per Franzoi, non c'è fallo, allora si avventa in avanti il Pupi con Buonanno che serve Marotta si gira con la mano Stefanuto, ancora Marotta al limite dell'area, Marotta cerca di nuovo il numero 13, ancora Stefanuto, Carlo Stefanuto, palla in mano, va lungo a cercare Bellu, la deviazione del numero 9, sorpresa, beffata così la difesa del Pupi,
Rodaro e Dalla Valle non si intendono. Capisce tutto invece Giacomo Bellu, che ringrazia Stefanuto. L'ottavo gol del numero 9. Tra gli applausi e l'affetto del pubblico di casa per i propri ragazzi finisce così l'ultimo incontro del campionato di C1 Regione Veneto. Dal Palafranchetti tasto stop. Finisce 5-2 per i padroni di casa, che chiudono così il campionato al quinto posto in classifica. Pupi invece che tira un gran sospiro di sollievo ed è salvo matematicamente nonostante il risultato a causa della sconfitta interna del Vigo Real.